La proroga del contratto alla TUA Trasporti è incostituzionale. Abbiamo invitato la Procura e la Guardia di Finanza di occuparsene. Questa puntuale la nota stampa che arriva dal Codacons di Agrigento, che afferma come la proroga tecnica è ammessa solo in casi eccezionali per assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Questo sancisce l'ANAC. La nota stampa del Codacons afferma come sindaco, data la scadenza del contratto scaduto a settembre ma prorogato per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale che lega il comune di Agrigento alla società concessionaria TUA, vuole rendere conto alla città di cosa accade, visto che non si hanno più notizie della gara di evidenza pubblica. La nota stampa del Codacons di Agrigento afferma come un ingiustificabile silenzio che stride con il rispetto della disciplina europea, la trasparenza che porta alla parità tra gli operatori interessati, l'economicità della gestione, nel garantire adeguate informazioni alla collettività, a fronte di un servizio che costa ai contribuenti agrigentini 2.227.481 euro l'anno, continua Di Rosa. Riteniamo che gli agrigentini abbiano il diritto di sapere quali siano le iniziative che l'amministrazione ha adottato a oggi, a cosa e come si sta lavorando per dotare Agrigento di un sistema di mobilità urbana più moderno, più sostenibile, più funzionale ed affidabile. La proroga tecnica, conclude Di Rosa, è uno strumento che ha carattere di eccezionalità, utilizzabile solo in caso in cui l'amministrazione non abbia potuto oggettivamente portare a termine la nuova procedura di gara e sia necessario garantire il servizio. Diversamente, il dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività annunciati dall'articolo 2 del decreto legge 163/2006 e dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici del decreto legge 50/2016, nonché il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione italiana.